qui è il vostro solito Hendrix e sta iniziando la seconda tappa dell'STL. Qui siamo al gioco Mix, ringraziamo il supporto di Sono Giardino Megalitico, Tekken Sardegna, Fire One Straight Park, Kings Cross e Computer Point. Non mi disturba per niente l'eco, per niente, no. Oh, per una volta sento il rumore di gioco, quindi non verrò disturbato da cose esterne, anche a parte la mia voce. Comunque, di gomma, non parlatemi malvagi. Ragazzi, vi ricordo, i punteggi dovete dare ad Ansicora. Non a me, non disturbatemi, grazie. Sta iniziando Tettone contro Koif. Ultimamente Koif ha brillato con le sue prestazioni. Vediamo cosa riuscirà a fare. Infettito, mi manda bacini, mi sto commuovendo. Nel frattempo finisce sono il Team Racing. Andiamo nel collega giocatore 2. Io non so se riuscirei a giocare anche se avessi le cuffie belle. Olè. Dettate Koif. Inizia. Cercate di passare il meno possibile dietro i giocatori. E Sweep 1. Questo fatto. Wow, Team Piston. Ricordiamo la 22. Il muro. F4. Elettricone. Wow, il coraggio di Death. Tira dopo un elettrico. Wow. Stefan di F1. Morto. Wow. Siccome non c'è più Mau oggi, si veste di viola. Ci sta. Lo slide che prende anche i parenti di Katsuya, anche Jimbo, anche 5. Potrà punire meglio. E Sweep 1. F3. Elettrico che traccia, ricordiamo. Non è più immune Lili a essere. E Sweep! Non becca sul muro. Stonehead. La schiva Benedetto. Slide 1. Wow! Power Crash mangia la campana. Golosissimo qui. Danno in 3. 2. Conduce poi. Wow! Il coraggio di Death, F1-2. Il muro farà male. Lo porta al muro, vediamo. Boom boom. Ah, tocca con un'altra combo. FF4, bellissimo. Sbazzata, ma viene bloccata da Koi. Boom boom. Schiva la presa speciale. DF2, pulisce benissimo Death. Il muro lo poteva aiutarlo meglio. 2-4. Droppa. Flash, alternative flash. Twin Piston, non lo continua. Presa generica la schiva. Troppo goloso qui Death. Rain Drive. Presa generica, la rischiva. Bellissimo lo Perry. È morto così. Madonnina. I bei match che iniziano bene. Wow, prende secondo, giù 3. Io. E Sweep. FF4. Telefono 2. Attenzione. Wow, DB4, abbiamo mangiato l'op kick. Tettone ha messo la marcia in più. Vediamo cosa riuscirà a fare Koif. FF4. No, si rialza all'ultimo. Non se l'aspettava. Va bene così. 2 pari. Death resetta mentalmente, bravo. E Sweep. FF4. FF3. FF4. Ah, bello. Elettrico. E Sweep. Il coraggio. FF3. Elettrico whippato. Ottima punizione. Vediamo cosa riuscirà a fare. Forse basterà col scelto Koif. Quasi. F3. F4, scusate. 1-2. Ottimo slide. No, wow. FT2. Attenzione. Koif, madonnina. Gli si illuminano i bulbi. Per non dire altro. Cambia campo. Non sceglie un altro PG. Koif, Remember Sardegna. Remember Carbonia. Ce l'ha innestato. Un rametto in tasca ce l'ha di Carbonia. Spero che... Ragazzi, se dovete parlare lo usate dal microfono. Ricordiamo. Oh. C'è. Ragazzi, ragazzi, guardate verso quella, non qua. Se dovete parlare, Santa Claus. Attenzione. F4. E Sweep.
FF4. 1, 2, giù 2. Bellissimo lo Perry. F3. KO. Round 2. Fight. Qui Piston mancato, DB4. Bellissimo counter. Ottima FF4. Giù 2. F4. Bellissimo punizione di Death, natural. Vediamo cosa riesce a fare. Slide 1. Punisce Benedetto, vediamo se riesce a fare. F3. Troppo close. Slide, madonna, l'ha preso in contrattacco. Round 3. Fight. Vediamo. F4. DF2. Elettrico. DB4. Non so come ha preso, l'ha preso super goloso. Il coraggio. DF1-2. Punisce Benedetto. Oh no! Ha ritardato di uno spruzzino. Però entrava il tuo peso lì. Wow, questo è 2. Che combo è? Ah, drop ovviamente perché l'ha preso comunque male. Presa generica, bravo Death. Ricordiamo che Detone è tornato da Malta e ha fatto un torneo importante. Wow, coraggio. Presa generica, non la schiva. La prima di questa partita che entra. Slidey. Riesce a convertire, ci riesce. E basta così. Vediamo anche un po' di ginecologia. Va bene così. E il sweep. FF4. Wow. Elettrico. Il coraggio di Koi, cioè di Death. Vediamo un po'. Wow. Elettrico figura. DF2. Può punire. Punisce bene. FF3. Questa farà molto male. Attenzione. E di nuovo così. Wow. Bellissima idea. F3, F3. Wow, l'ho già imparato. L'ho visto passarsi però. Oh, il whip non punisce bene il reset però. Whip, questo è 2. 2 pari. Poi fa da un passo dall'impresa. DF 1-2. Wow. Attenzione. Dei main man. Sta prendendo appunti. Wow, TP stava entrando lì. Questo 4 ci ha costato abbastanza. Vediamo Death. Cosa riuscirà a fare? Ottimo. 1-2. Wow, pugnetto. Pugnetto. E sweep, non so, no, ha mangiato un mangiabassi. Come è entrato? Non lo so neanche io come è entrato. Per una volta non doveva entrare. Però poi vince 2-0. Come è mangiato? Oh, ha mangiato un basso. Cioè, il mangiabassi è stato mangiato da un basso. Vabbè. Coif 2-0. Wow. Coif è sul pezzo. Attento dalla regia che ci sarà al prossimo incontro. Oh. Giacconi The Puzzle in streaming. Giacconi e no, The Puzzle è a sinistra, Giacconi a destra. Vediamo. Spero di non scrivere male i nomi. Una bellissima partita. Non mi aspettavo così di prepotenza a Coif di primo mattino. Si è svegliato un po' eretto. Ah, è vero che tu hai... Ricordiamo che Detone ha problema con i Mishima. Soprattutto con Katsuya più che altro. Quindi no, adesso che non c'è Mauo, il suo rappresentativo sardo, ci sta. Vediamo un po'. The Puzzle Giacconi. Giacconi io non si sa che è la prima volta che partecipa. The Puzzle ormai è una presenza fissa. Vediamo un po'. Attenzione, olè. Vediamo un po'. Andiamo a prendere dei pallini quando qualcuno ci dà il campo. Nel frattempo vado a controllare i gironi. 108 costruzione. Vai da 100. Ah! Ah, però metti così. Comunque ritornando, a dicembre quasi tutta Tekken Sardegna dovrà andare a un torneo importante a Napoli. L'Over the Top? No, Only the Best.
non li deve essere. Vediamo un po'. Giacconi, vediamo come giocherà. Più che altro, ieri c'è stato il New Challenger, è stato vinto da Leonard. E mi hanno detto che è migliorato molto, quindi voglio vedere cosa succederà. Un Heihachi player. Comunque i Mishima sono veramente sempre presenti. Chissà cosa succederà. Come potete vedere, uno dei favoriti che appunto era Death Adder è stato già battuto nella prima partita. Quindi è molto interessante, non è ancora detto chi vincerà. Sono veramente... non so chi arriverà neanche in top 4 a questo punto. Però faccio già i pronostici. E il pronostico standard impone Death Adder per 2A, Reaper e Bruno Furia. Chissà se sarà così. Ovviamente The Puzzle probabilmente userà Josie. Se non è cambiato, è da molto che non lo vedo giocare, quindi cosa caspita è successo? Non so cosa avrà The Puzzle, però a cui di giocare The Puzzle ha fatto sempre due prestazioni. Comunque ha sempre passato i gironi. Vediamo un po'. Giacconi non so minimamente che posso usare. Vediamo un po'. The Puzzle con la sua fedele Josie. E Giacconi immagino con Jack a questo punto. Potevo intuirlo dal nome. Dov'è Simo? Dov'è Simo? Ah ok, lo so. Girone? Sì. I gironi, mettili. Queste postazioni streaming non rompetemi il prepuccio. Passa? Get ready for the next battle. No, lo fa tutto ancora. Quell'acqua sta girando nel turbo. Ah sì, ok. Gestisci, se riesci a gestirti il tuo di girone non è un problema. Se riesci a gestirti il tuo girone da solo, come abbiamo fatto a Napoli. Round 1. Fa tutto, adesso lui sa tutto, vai, andate tu. Comunque The Puzzle contro Giacconi. Vediamo Giacconi. Non so da dove viene, spero che sarà una presenza fissa di Tekken Sardegna. Non pulisce bene The Puzzle. Wow. Ah, poteva fare di meglio. Wow. Bellissimo. Pallatona. Va bene così. L'ignoranza domina. Lo screw non esiste. Tekken 3 in the house. Va bene così. Wow. Coraggio. Vantaggio frame. Non lo sfrutta. Bellissimo. Palmatona. Questa è la... SS su rialzo. Tech trap. Bella. Vediamo cosa riuscirà a fare. Attenzione. Wow. US2. DF2. Non pulisce le puzzle, ma va bene così. Spin kick. Launcher. Non fa la combo. Evidentemente non conosce le nuove meccaniche Tekken 7. Però non gli servono. Round 3. Fight. Le puzzle devi fare più cornato. Wow. Usa proprio basics. Però basta quello evidentemente. Wow. Ma la presa gli mangia il launcher. Non pulisce bene le puzzle. DF2 non li pulisce. Spazzatina bassa. SS3. Questa volta attenzione. Troppo goloso. Non riesce a convertire. Bellissima punizione. Vedi qua, metà di vita. DF2 non pulisce. BT4. E ripulisce benissimo. Però non pulisce bene la combo. Bellissimo reshot. E forse basterà. Non basta. Ultima speranza per Giaccone. Debugger golosissimo. Round 4. Allora, forse questo round mi ha dato molto coraggio. What the duck. Non riesce a funzionare bene la combo. Poteva finire molto bene. Però golosissimo qui. DF2 viene mangiato dalla Atto Phoenix. SS3 sul rialzo. Non basterà. Aia, come al muro. Zombie Flower. Un altro lato. Benissimo 24. No, BT giù 3-4, non sbaglio. Fight. Ok. Potrà finire meglio. Wow, la stringa tutta intera. Wow, schiva il basso con un salto. Bellissima punizione. Olè. Allora lo sfilo se lo ricorda. Debugger golosissimo. 2S4. Vediamo un po'. Wow. Il muro. Ah, potrà fargli meglio. Debugger. Bellissimo. Non è bello da affrontare Jack 7. Lo capisco pienamente. Però Giaccone si porta a casa il primo round.
Ricordo ragazzi che non dovete dare a me i punteggi, io lo dico sempre, con più sicurezza. Welcome to the King of Vediamo Iron. un po'. Josie Rizal. Non so come stanno andando gli altri gironi, Jack 7. però chissà, abbiamo già avuto delle sorprese. Una wild card, una new entry, sta partendo un giocatore come The Puzzle. Deve respirare più col naso, forse devi usare un altro personaggio. Non questo, magari, bravo. Finalmente arriva l'oscurità. Possiamo vedere bene con il... non mi viene la parola, però avete capito. È il proiettore. Round 1. Fight. Vediamo un po'. Usa finalmente il suo main, The Puzzle. Non so perché ha atteso così tanto. Non bisogna mai rischiare, ma forse è andato più a sentimento che altro. Aia, i danni. DF2 è troppo così map. Punisce. Aia, questa presa non è gentile. Attenzione. Wow, DF2 di prepotenza, è entrato. Se fa una combo bella al muro forse basta, però non ci viene abbastanza. Lo credo. Quanto ha tolto? Gli ha spaccato le caviglie. Mortal Kombat. Vabbè. Fight. 1-0 per Giacconi. Vediamo. Wow. Spaccatibie. Non si aspettava il basso. Evidentemente non affronta molto spesso The Puzzle al Jack 7. Lo capisco. Montantone. DF2 portatore di morte. È una sfida che ce l'ha più lungo. Ovviamente parlo del DF2. Wow, il pugnazzo. Vedo sempre convertire, ci riesce. Il muro è lì. No, non ci arriva. Slinky che comunque non mangia. La combo. Vediamo cosa riesce a fare. So simple so good. Pallatona! Attenzione. La round point per Giacconi. Sta veramente dominando, non me l'aspettavo. Vabbè, è un giocatore nuovissimo, quindi mizzica. Se mette in difficoltà dei puzzle, mi chiedo perché non si è più avvicinato a Tech Sardegna allora. Forse perché non la conosceva, chissà. Aia, Montantone. DF2 a confermato. Calcione in faccia. The Puzzle deve andare più tranquillo e ce la può fare. Respirare col naso. Finalmente punisce quasi il DF2. Wow. E schifette di bug nel drive. Non toglie abbastanza. Wow, ha preso il mappo. Attenzione al calcione. Ole. Respira col naso. The Puzzle. Lo vedo proprio costipato con le venone ciccione. Wow. Inizia benissimo. DF2. Vediamo un po'. I dannoni. Pam pam pam. Un terzo della vita serva così. The Puzzle deve rischiare proprio col naso. Aia, calcione, però non può convertire. Quanto toglie questo cavolo di personaggio? Ti restano 2 colpi e sei morto. Riesce a convertire, personaggio grande, un vero Wifa! Ottima, finalmente punisce, però ripunisce! Non ritroppa la combo. Attenzione, giù 2 medio speciale. Wow, è stato paziente, calcione. Wow! Calcione negli Zebedroskis, come dicono in Germania. Non è stato gentile. Fight. 2 pari. Vediamo se... tira sulla stringa. Non è stato gentile. Metà vita forse se ne va così. Lui fa la combo. E si va sempre di questo 2. DF2 giustamente. Sta sbagliando troppo qui The Puzzle. Non deve regalare queste cose a Giacconi. Commentatona. Non so cos'era quello. Sbaglia la punizione sul basso. Attenzione. Non può convertire. Calcione basso. Wow, questo è fatto. Di bug nel drive. Quale cosa? 1-2, presa, la schiva. Wow, questo è 3, 2 su 4. Presa carica di nuovo. Giacconi ne fa l'eroe. Il coraggio. Wow. I mattoni The Puzzle in Uraghe. No, sono un'unica cosa. C'è un impianto megalitico sotto a The Puzzle. Bisogna far pagare il biglietto aggiuntivo evidentemente. Giusto così. Veramente, una Domus Legianas sotto The Puzzle. L'avversario dà tempo al suo altro avversario di riprendersi un pochettino, perché ha preso 3 kg qui The Puzzle, ci sta. L'anoressia portami via. Però si inizia. Il cambio PGA ha sortito l'effetto sperato e ritira sulla stringa. Deve essere meno più paziente qua Giacconi. Vediamo cosa riesce a fare. Ginocchiatona. Calcione. Aia. Ginocchiatona. Fatto. Ottima punizione di The Puzzle, però toglie la combo. Ottima pazienza. Wow, punisce abbastanza bene. DF2 dove è entrato il coraggio. La combo di Bugger. Wow, golosissimo. Presa generica. La schiva qui The Puzzle. Bravo. Gli spacca il caviglietto. Giusto così. Wow. Oh, bravo. Attente. Riattente. Aia. Pugna. Più 9000. Tira. Troppo goloso.
Il dannone al muro. Wow, in contrattacco è nato, però non fa la combo bella. Aspetta il terzo colpo, non aspetta, pensavo fosse un altro. Calcione pugnazzo basso. Punisce finalmente quella mossa di Jack. Vediamo poca vita. Big kick attende qua. È bravo The Pusser. Con la pazienza si ottiene tutto. Madonnina. Round 3. Fight. Wow. Vince ignorante. Un terzo debito sembra così, un quarto quasi. Aia. Wow, palmatona. Non sono diventato questo di F2. Sta avendo più coraggio una tira di F2 adesso del Pusser. Gli sta dando le gioie. Calcione basso. Wow. Top stop. Boom. I dannoni. Il terzo. Aia. Portantone. Calcione basso. Questo è proprio una gara di attrito. Calcione in faccia. Non può rimanere in basso. Il range. No. Più 9000. Non può tirare lì, però 50-50 pesante. The Pusser resettava normalmente, però servono degli asciugamani là sotto probabilmente. Ha sudato tutto il pianeta. Ha già vinto il torneo The Pusser con questa partita, bravo. Non è, ha vinto, bravo The Pusser. A finale dell'Evo. Saint, non so più usaggiosi dei coreani, però bravi. Cosa? Allora ragazzi, beniamini del pubblico. Reaper Riser. Le partite, quelle gentili. Quelle no, the Venom is not in the house. Vabbè. Non so però chi sia a sinistra che a destra. Vediamo un po'. Io col cacchio che scrivo Rippi. Io lo dico. Ho messo cosa? Un attimo, ragazzi, sto sbagliando tutte i numeri. Dov'è il punto? Che imbarazzo. Siccome non trovo il punto. È un acronimo e vuol dire ricchione incredibilmente performante. Attenzione. Riser, spero che sia scritto. Io con questa tastiera ho un po' di amore e di odio. Ok. Reaper ovviamente è famoso per la sua incredibile faccia da pistola. E Riser invece è quello lì che sembra Noctis col cappuccio. Sarà una bellissima partita. Non ho visto. Mi salutano delle gruppi da lontano. Bruno Furia soprattutto. Ci sono dei problemi con i joystick evidentemente. Postazione streaming ha sempre forse dei problemi. Non so se hanno messo finalmente il nuovo mix audio per non avere problemi di cuffie. Vediamo un po'. Ragazzi, vi consiglio di disattivare le cose Bluetooth. Ma mi sa che ormai sono immersi nella partita e non mi sentono. Quindi chissà. Comunque, ragazzi, challenge vi consiglio di, se state guardando lo streaming già da adesso, di andare a cercare su challenge computer point su Google, lo trovate subito. Comunque, vi dico per sicurezza i gironi, se non mi spedisce il mouse. Allora, il primo girone A è Death Adder, Coif, Giacconi, Puzz e Logan. Il B è Fire 2A, Clever Simo, Futanari, Droega, Soju. Il C è Bruno Furia, Centocchi, Cosmos e tutti i suoi epiteti. Genki, Leonardo e Zio Edo. E il D è Reaper, Riser, By Snake, Souther. Quindi nel girone D passano tutti. Sì, sarebbe bello riempire questo buco. Però detto così è brutto. Vabbè. Il più difficile è il C, punto. Cioè l'A onesto. Il D è il più facile perché ha il bye. Il B è contro Jack c'è solo Jack da parlare. L'ignoranza domina. Comunque, ritorniamo. Shaheen. Reaper sceglie Shaheen. Fake knee. Può usare moltissimi PG. Però non mi aspettavo Shaheen contro Riser. Vediamo un po'. Però dobbiamo togliere anche i punteggi. Vediamo. Lo Spacey. La Corea. Più 4.
Io non so quasi nulla di Shane. Aia, però so quasi tutto in giro. F4. Lo spacing. Blocca l'assetto. Ottimo. Wow! Blocca giù FC3 con 2S2. Difficile. Bellissimo. Contrappunire meglio, vabbè. 4. Wow. Pugnato negli zebedei. Aia, non aspettavo il rischio della sega. Si perde il caschetto molto etero. Contrappunire meglio. Va bene così. 1-0. Non so perché Rip ha preso Shane contro Rip. Ryzer. Wow. Il Magic Ball. Attenzione. Il surfa sul collo. Gli fa bene. Wow, cosa ha mangiato. Gli occhi a palla di Reaper. Ottima pulizia. Ottima combo. Troppa. DB4. Bravo Ryzer che non continua la sega che rotta qui in tragedia. Attenzione. Questi due. Moltissime con di Katsuya. Però su 1-2. Che punizione imbarazzante che ha Shane evidentemente. Wow. Whiffa. E muore così. Vedo uno sconsolato zio Edo. Non sono io che mi dai i punteggi. F4. Wow. Becca la Zen. Ricordiamo che era sempre da 10 quello. Aia. Wow. Lo sliding. Ha perriato sulla finta. Aia. Basso. Ryzer non conosce molto bene Shane evidentemente. Ci sta che è una scelta. Però speciale, non la schiva. 2-1. Non so come. Forse deve fare più space, non più space, più mosse con range. Per tenere a lottare Shine, vedere un po' come gioca. DB4. Wow. Il counter di coraggio. Aia, Magic 4. Porterà al muro sicuramente. Danni gentile. Metà vita se ne va con una combo. Aia, tutto è bellissimo Ryzer, wow. No, non dovrebbe droppare, però va bene così. Wow. Alla fine ha recuperato. Aia. Wow, morto. No, forse sì. Bravo. Peccato. Comunque equilibratissima questa partita. Vediamo se cambierà campo. Perché forse ne vuole un po' più largo. L'avrei fatto anch'io. Poi ma che folla. Get ready for the next battle. Ragazzi, vi dico la regia che se vi avvicinate proprio adesso potrete vedere il cappello di Bruno Furia. Quindi una cosa più unica che rara. 1-0 comunque per Reaper. Round 1. Non me l'aspettavo così performante con Shaino. Vediamo. È veramente incerto questo torneo. Veramente. La skill si è veramente assottigliata tra i giocatori. Se uno non è in giornata può perdere con chiunque. Wow. Questo sono due. Aia, pugnati nelle palle. Che il range quel 4. Wow. Cosa è entrata? Forse batterà? No. È il sweep, coraggiosissimo. La grandezza del campo evidentemente ha giovato a Ryzer, che può forse fare più zen. Wow. Dove è stato quel clip che conosce solo lui. Wow. Magic Pot. Attenzione. Allontana il suo nemico, poteva fare un po' di spazio, non lo sfrutta. Goloso. Ai. Molto pressato, 1+2. Ottima posizione di Reaper. Droppa lo coso. Wow. Il surf. Round 3. Fight. Sulla presenza in vantaggio. 1-2, back 1-2. Ai. Ma molte cose simili. Wow. Il coraggio di bloccare. Sliding. Viene bloccato, non riesce a lanciare. Dove ha preso quel giù 3? 4. Wow, questo è 4. 2-4. F4. Punisce bene. Il coraggio 1+2. Non può punire da così. No, in controattacco garantito quello. Aspetta una riva di coming. Lo sapevo. No! Cosa è successo? Ha miscliccato. Round 4. Tira Ryzer. 1+2. Presa speciale, la schiva. Attenzione. 4. Wow. 6 step al 4. Yeah, slide. Giusto qua. F2. F4. Molto bella idea, peccato. Bellissimo, poteva fare di più. DP4. Back 1-2. Chiamalo sul microfono.
Logan è chiamato a giocare. Logan è chiamato a giocare. 4. Flip kick. Vediamo se riusciamo a portare al muro. Penso di sì. Boom, boom. Potrà fare di meglio forse. Troppa! Potrà fare meglio, va bene così. Alto. Ai. I danni. Attenzione. Preda la schiva. È proprio messo un po' male adesso. Bellissimo! Non può riuscire a fare di più. Bellissimo! No, troppa! Rage Drive! Bellissimo block! E Rage Art perché è goloso. Molto goloso. No, è una bella idea lì le sweep. Sinceramente. Per caso che ha scrittato sul misclick. Disattivate il Bluetooth. Grazie. Non so che deve giocare adesso. Joystick? Dai, dove sciocco? Sì. Sì. 2-0. Ok. Scialla. Non so che adesso che deve giocare. Oggi so già, Clever Simo Leonard. Ah. Leonard a destra, il vincitore del Team Challenger di ieri. Sì, sì. Chi è a sinistra mi hai detto? Ma anche qua torneo? No, qui è Super 4. Ah. Carlo che penta. Per questa occasione abbiamo messo 1000 occhi. Richiamiamo comunque Logan. Sarebbe gentile. Logan si è trovato alla fine. Non è che ne ha perso una e se n'è andato. Cioè ha perso una e pensava che era finito il torneo. Non ha ancora giocato. Bene. Ogni volta mi sembrano 100 occhi, ma invece è 1000 occhi. Contro Leonard, che ha vinto il New Challenger di ieri. Non so come è scritto Leonard. No, scusa se ti rompo i coglioni. Welcome to the King of Iron Fist Tournament Vediamo. 7. 100 occhi, non so chi userà, ma so che Leonard userà Heihachi. Non so chi userà, non so cosa sta usando. C'è anche lei, è vero. Chissà se si è allenato. Oddio, ma veramente. Lenta e tattico. Heihachi Mishima. Il polipetto magico. Non puoi comunicarmi Edoardo. Che giocare. Aiuto. C'è il Genki dietro. Attenzione. Deve tirare fuori la lingua. Se deve fare usare Yoshi. Sentiere. Marrano. Vabbè, vestiti base. Vestiti base o Cosmos. Chissà cosa sta facendo Cosmos. Yoshimitsu. Sceglie. Deve fare il rumore di Yoshi, della lingua, o deve avere almeno un super dietro da portare. Vabbè. Get ready for the Vediamo next un po'. battle. Rispetto. Ci mettiamo adesso nell'altra schermata. Vediamo un po'. Heihachi contro Cosmos. Cosmos ha battuto Edo 2-1. Quindi adesso devo vedere i rischi negli altri gironi. È pesante. E il gruppo C è proprio brutto. C'è Topi, si autodanneggia. Non so qual è il piano. Lo Perry. Mi ricorda un Bruno Furia agli inizi. Wow, sliding. Entra sul secondo. Lancia il contrattacco. Da quando questa cosa? Sbaglia la combo, non so cosa voleva fare. Wow, DF2. Riesce a iniziare la combo così, c'è Toki. Aia. Wow. E si fa sotto. Giù qua. Attenzione. Spazzatona. Golosissimo col Perry. Ottimo blocco, non pulisce bene. Bellissima spazzatona. MV2. Potrebbe bastare. I danni. Craccata. Bellissimo recupero. Leonard c'è. Vabbè. I danni gentili. Non hanno buffato Heihachi, no. E ricasca sul rialzo. Cosmos goloso. Con rialzi. Non è così vicino come sembra.
Può punire meglio forse. Aia. E il Perry troppo goloso. Forse non poteva fare neanche fare la spada. Wow, il coraggio. Giù 4. Qui, oh, poteva punire. Poteva fare il goloso un elettrico gratis, però vabbè. Attenzione. Ginocchiatone, spazzatona. Wow, pugnetto. Bellissimo lo Perry. E finisce qua. Dopo la combo. Il blocco del drive. Anti-knock. Che per 1-1. Cosmos, l'emozione non ha voce. Nuovo single. Fight. Wow. FF2. Ginocchiatona entra. E ovviamente il lancia. Ok, un terzo della vita. Au. Tento di contrattaccare mentre è in volo. Va bene così. Un terzo della vita rimane. Non vola. Vediamo cosa riesce a fare Leonard. Wow. No, SS2. Ma è lanciano o non ho capito questa cosa? È nuova? S12? Me lo sono perso? Giù 4. Non è. Anti-knock, Wifa. Cancellazione. Ricordiamo che Heihachi corre in regge gentile. Droppa l'elettrico e il sweep. Golosissimo. Ma ci sta. Round 4. Fight. Vediamo. Aia. F2. Ginocchiatona. Wow. Patatona. FF2 si rialza di nuovo male. Spero non gli costerà la partita. Run in 3. FF2 di nuovo di coraggio. Forse basterà. No. 1 di vita. Vabbè. Dove ha preso questo giù 4? Vabbè. Leonard batte Cosmos. Il primo set. Giusto così. Dalla regia mi dicono che è valido. E io dico che va bene. Peccato che non riesco a scambiare i punteggi. Cosa sarà? Cambio campo. Non cambio PG. Interessante. Mi chiedo perché ha cambiato campo. Non so cosa voleva. Get ready for the next battle. Chissà. Occhi. Si riaffida a Yoshimitsu. Lei era is the way. Vabbè. La prestazione Round 1. di Leonard comunque è all'altezza delle aspettative. È stato illegale che abbia potuto partecipare al New Challenger. Wow. FF2. Wow. Non riesce a competere in combo. Vabbè. Lo spegne dalla sua spada. Wow. La flash. Calcione. Wow. Attenzione. È proprio un pressing pesante. Punisce bene Cosmos. Però forse non bastava per ucciderlo. E invece sì. Da non i gentili. Round 2. Fight. Wow. Mangia il DB2 con la sparizione e coso. Metà vita sareva così quasi. Grazie. Wow. È più lungo quello di Heihachi di calcio basso. Battuta una whippa. Un po' di spacing da parte di Cosmos, che gli sta dando un po' di frutti. Vuole fare il Perry a tutti i costi. Questo è 4. Anti-knock. Anti-knock di nuovo. Di nuovo il Perry. Patatona. Wow. No! Goloso! Come un maiale. Round 3. Fight. Attenzione. Non deve regalare il round comunque Leonard, che ha già un set vinto. Vediamo. Elettrici across the map. Vabbè. Vabbè. Non ho ben capito cosa è successo. Però va bene così. Questo 4. Wow. I danni. E il sweepy. Bellissimo Perry. Per uno sud. Attenzione. Cosmos sta whippando i pianeti. Ginocchiatona. KO. Cosmos non affronta molti Heihachi Round evidentemente. 4. Attenzione, era un point per Leonard. Patatona. Cosmos, madonnina questi rialzi. Hadouken. Wow. Attende molto bene. Si rialza un po' rischiosamente, ma gliene vale la pena. Il PT. Ottima flash. Non tira sul secondo, bravo. Aia. Bravo del Cosmos. Adesso Cosmos ha pazienza, ma non male. Morto. Bravo Leonard. Sallustio. Trovatemi a Druega. Dovrebbe essere lui? Col cappello, no? Ok. Dite ad Ansicora di... Bella partita.
vabbè. No, ma come? Cosa? Contro chi? Ah, ok. No! Già. Robby! Robby Clever Simon l'avete già giocata? Robby! Robby! Clever... Sì. Grazie. Si preparino alla postazione streaming. Robby Clever Simon? Logan? Logan c'è, perfetto. Logan contro Boy. Ah, sei già giocato? È già appena stato Leonardo in streaming, Ok. Nella postazione a fianco. Guarda, fammi un'altra parte. Vabbè, dai, quando è stato Allora, ragazzi, un attimo. Vediamo un po'. Vediamo. Zio Edo, postazione streaming. Genki, Zio Edo. Genki, vai, vai. Sì. Genki. Genki. Vada. Io non so come sta andando il girone C. Vorrei delle informazioni. Se qualcuno per può dire non sta giocando. Aspettate che indago. Cosmos dov'è? Posizione streaming. Quante ne hai vinte? Bene. Vai, cazzo. Allora. Solo per tutto questo calore che sta arrivando. Comunque. Allora. Non so, Bruno Pupilla sta giocando. Sì. Rinuncerò. No! Rinuncerò. Qualcuno... 20 giorni. Vi risparmio di vedere le chiappe di non so chi. Ah, ok. Sì. Edo deve vincere per forza questa partita per avere una speranza di rimanere in top 16. Nel frattempo mi distrano. Ok. Io non so come sta andando Genki, però so che Edo non ne ha vinto ancora. Non so chi, ma... Cioè, Bruno Furia e Koif nello stesso girone. Ah no, Leonardo, ok. Vediamo le preparazioni. Sono veramente costipato per Edo. Comunque, io adesso non so come stanno andando i gironi, ma se dovremmo essere così a metà. No, Di più? di meno. Di meno della metà? Madonnina! Welcome to the King of Iron Fist Tournament Ragazzi, 7. cosa, un'ora e siamo a metà della metà, probabilmente. Purtroppo qui non c'è connessione, altrimenti potrei dire tutto. Porca trota.
Smettendo challenge. Però mi arrivano messaggi su WhatsApp. Molto strano sta cosa. Kuma. Heihachi Mishima. Allora, visto che ci siamo, faccio un po' di domande a Cleversivo prima che sia la partita. Come stava andando da te? Quante partite hai fatto? Ho fatto 2 partite, prima 22-0, seconda con Ruby Sueta fino all'ultimo colpo. 2-1. Avevo preso vantaggio, potevo chiuderla 2-0, però Ruby e Ruby. Sì. Hai fatto solo 2 partite quindi? Ok, contro chi hai battuto? Ho battuto... Soju. Sì, Soju. Ok. Comunque, inizia la partita. E Yachi contro Zio Edo. Fight. Sapete, mi discono in tutti i modi. FF2. Vediamo chi ce l'ha più lungo. Ah, in cose, ho capito. Hanno tutte cose. Hanno i vedi come sono. Sì. Però si sono messi male. Sono giusti questi. Però hanno cambiato il PG. Non lo sanno loro, sono incrippati nei dati. Non so perché. Lo so. Io devo fare il lavoro perché le persone non sanno sedersi. Fight. Ma dove la mano? Un attimo ragazzi. Faccio da qua. Ragazzi, Zio Edo, anche se vabbè, lo riconoscete tutti chi è, quindi non c'è bisogno neanche di star lì a cambiare i nomi. Però per questione di punteggio ci sta. Quindi ritorniamo nella cosa. Zio Edo sta. Forse passerà! Devo bene il Rage Drive. Non lo usa. No, si rialza male. Però Genki. Round 3. Non so che è più forte tra Genki e Lionheart, però sarebbe bello poter vedere che incontro dopo. Andiamo qua. La Cisco mi fa i flash e mi fa male. Comunque, tempo 1. Attenzione. Beh, non punisce l'armored. Il coraggio. La flash non entra. Può punire meglio, non ci riesce. Wow. F4. È in vantaggio. Vediamo cosa fa. Bellissima idea. Attenzione, dive di nuovo. Au. Si scambiano la vita, diciamo. Vediamo chi tirerà prima la raid. Bravissimo Zio Edo. Bravo. E la pesca così. Scusate il gioco di parole, non volevo farlo davvero. Che imbarazzo. Vabbè, ci siamo capiti. Round 4. Fight. Mastro Rage Art. È interessante che un giocatore così di vecchia data abbia veramente fatto sua una meccanica che c'è solo in Tekken 7. È interessante. Aia, i danni. Attenzione, ricordiamo che le combo è morto. Ci sono i casini con l'hitbox di Kuma, bro. Te lo dico. Non so come dirtelo, ma devi fare combo proprio titubanti. Round 1. Vediamo un po'. Fight. Wow! Bellissimo inizio! Le palle di Genki! L'op kick di Yachi non lo vedo da Tekken 3. Questo è 4-4. No, non punisce. Wow, Armored. Wow! Non fa la combo. Wow! Gli salta davanti, il coraggio. Aia, beccuno. Bellissimo block. Wow! Poca vita. Non so cosa è successo, ma va bene così. Vedo, non si deve. Non deve passare la guardia. Wow! Non punisce bene, ma va bene così, meglio di niente. Wow! 1, DB2. Il range è la sua arma. Wow! Ottimo spacing da parte di Genki. DB2. Wow! Anti-knock. Vediamo! No! Non ci ha creduto abbastanza, DB2. Questo è 4. Anti-knock. Wow! Stonehead, la schiva. È un Mishima a modo suo. Kuma. Ah! Inizia, sto vedendo bene la morte, F4. Vediamo. Sto aspettando solo il momento giusto per tirare la Reggiana. What the block! Passerà! Rage Drive! Vediamo cosa riuscirà a fare. No, qui per l'ultimo! Non ci credo! Diagonale. Il muro. Peccato. Era un supereroe. È colato un modo strano dal muro. È colato un modo strano dal muro. Ah, bro. Vale, è mancato l'ultimo. Zio Edo con rinnovata ferocia.
Vediamo cosa riuscirà a fare. Ha giocato veramente bene. Sta facendo un recupero magico lì. Tanto non sei minimamente in viva voce. Vabbè, il microfono. Au. Grazie bambini se avete sentito. Non ero io. Wow. Dimmi due. Olè. Zio Edo Round 4. deve recuperare altri 2 round. Fight. Armored. Non so quanto è convenuto. E Armored di nuovo. What a block. Non aspetta il secondo. Bravo Zio Edo, si ferma sul terzo. Vediamo cosa riuscirà a fare Genki. No, tira. Non ci credo che ha tirato Genki. Goloso. Wow. Whip attack con uppercut. La presa entra, non ci credo. Vediamo. No, Stone Edge, troppo goloso. F4, si rialza bene. Vediamo cosa riesce a fare. Prende il basso, 1 di vita. Troppo goloso. Non ci credo dentro quello. Ottimo non ci credo, poteva punire bene. Ma perché? Ma perché l'ha presa per punire? Vabbè. Uno per Genki. Si aggrappa alla vita. Va bene così. Round 1. Uno pari. Fight. Wow, ottimo inizio. Ritira, non aspetta nella stringa. Deve rispondere col naso Zio Edo. Deve raffreddare un po' gli sballetti spiriti. Genki però, Beccuno non punisce. Vediamo cosa riuscirà a fare. Attenzione. Ritira sulla stringa. Troppo goloso. Genki vuole tentare il perfect, ci riesce. Round 2. Fight. Beccuno stava fuggendo. Lo rincorre. Off kick troppo goloso lì. F4. Benissimo Edo. Wow. DB2. DB2 di nuovo. Antinocchio, il muro è lì. Vediamo cosa riesce a fare. Sweep golosissimo. È troppo goloso. Ottima punizione. Sweep flash. Che ricordiamo splata quella di Ayachi. Stonehead. Entra. Non becca il muro. Basso al ciccione. Olè, garantisce quello. Madò. Sta giocando veramente come un fulminato Edo. Ma è così che va giocato Panda. Come gli eroi. Senza tecnica ma solo con ignoranza. Senza Zio Edo. Beccuno non punisce. Punisce un po' titubante con Zio Edo. UF3. F2 dove è entrato. Bravo qui Genki. Attenzione. Au. Gli raschia il video. Gli schiva la speciale. Palmatone nell'occhio. Dropkick basso. Oh no, golosissimo qua. Wow, queste due. Lo prende in sidestep. Non è stato bello. Golosissimo qua. Culata, non ci arriva. La paura. No, low kick dove è entrato. Jard, non basterà per vincere. Però fa male. Sì. Vediamo se Edo porta a casa la pagnotta. Craccata di piede. Si tira nella lista mosse. È scritta così. Aia, ad Oken. Una bellissima partita Genki. Vorrei sapere il suo credo online. Ma almeno credi rossi. Aia, DB2. No, aspetta un secondo. FF2. È una bella idea, però non può punirlo. Aia, calcioni. Attenzione. È nell'HK fino al collo. Qua Zio Edo, low kick. Che al range un po' buggato come qualche cosa al mondo. Goloso. Questi capi circolari sono un casino. Last round. Chi ce l'ha più grossa? L'Armored. Whipa il Taker. Wow, 1. Craccatina. Vediamo un po'. Attenzione. Ottima punizione del whip. DB2, Whipa. Non è garantito. Ottima punizione da 10. Vediamo cosa si riesce a fare. Il coraggio dovrà dominare. FF2. Madò. FF2 anziché elettrici. Va bene così. Droppa alla combo. Flash sul muro. La paura. No! Golosissimo. Genki. Madò. I mattoni. Anche lui architetto. Però da altre parti del corpo. Dei bei cubetti. Duraga è sotto la sedia. Ci siamo capiti. Edo deve combattere per sopravvivere in questo girone infernale. Never a Joy. Vorrei qualcuno mi ritrovi anzi sta giocando. Cavolo. No. Io vorrei fare Robby non è ancora dato in streaming. Non so. Contro chi? Sì. Contro Cetocchi sei. Hai già giocato contro Cetocchi? Andate adesso.
100 occhi. Contro Bruno Furia. Vediamo. Furia. Vediamo un po'. Purtroppo Edo non vuole imparare a punire. Gli costa le partite. Peccato. Però ha giocato benissimo Genki. Madonnina. Non deve fare quella combo quando il muro è così, Cosa c'è? Lo San sì ancora. Cos'è questo rumore di morte? Me lo togliete? Oh, andate nel menu principale. Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7. Sei a sinistra, Bruno? Sei a sinistra? Oh. Ha vinto 2-1. Genki contro Claudio Serafino. Miguel. Ha vinto Genki. Non so gli altri. Get ready for the next battle. Rispetto. Furia 100 occhi si stanno sedendo, Sì. benissimo. Dettata deve giocare a scoppio, ho capito. Dettata deve giocare a scoppio. Scende casino non indifferente, meno male con le cuffie. Miguel! Che cavolo di partita è? Miguel Claudio. Vabbè. Niente di più facile. Si insiste. Vediamo. Round 1. Fight. Vediamo un po'. 100 occhi con Miguel. Evidentemente la sua asso nella manica. What the duck. Presa laterale. Che non si vede da palozoico. Au. Aia. Si è infiammato. Attenzione. Calcio. Pugnati. TF1. 2. Vediamo. Calcio. Wow. Può punire. Non punisce. I danni. Running 2. Di nuovo con l'arma. Con la fiamma. Au. Samba. Whipa. E arriva il calcione della vita. Round 2. Vediamo un po'. Aia. Quella speciale da schiva. Wow. Non so come l'ha preso, ma l'ha preso. Calcione. Pugnazzo, non punisce bene. Wow. Attenzione. Aia. Giacconi. Chiamate la cassa, Giacconi. KO. Round 3. Vabbè. Uno pari. Fight. Calcione. Wow. I danni. Wow. Anche adesso di nuovo in Samba. Attenzione. Wow, la pazienza. Non stavo whiffando. Questo mi ricordo forse era altro, non sbaglio, il secondo, ma va bene così. Au. La seconda gomitata non sapevo che c'era. Attenzione. Wow. Ripi 3. Aia. Pugnazzi. Ripi 3. Aia. Ma Giaccone aveva vinto. Quanto del puzzo aveva vinto? Ah, vabbè. KO. Round 4. Vabbè. Fight. Pugnazzi. Vabbè. Calcione. Ripi 3. Cioè, basta. Wow, non punisce. Però Bruno alla seconda partita. Aia, pugnazzi. Wow, blocca la spattatona. Vediamo se cosa succede con troppa. Ottimo whip. KO.
3-1. Bruno Furia. La luce di Sirio disperda le La tenebre. pagnotta. Chissà se cambierà PG. Un po' di tempo. Bisogna far passare. Welcome to the King of Iron, Claudio Serafino, Dragunov. Sergei Dragunov. Lei. Vabbè. Vediamo. Anche Cosmos è un fake knee a 34.000 personaggi. Ready for the next Chissà cosa farà. Nel frattempo abbiamo perso 34 persone nel torneo. Se ne sono evaporate. Penso che se ne siano andate pensando che se ne perdevano una hanno perso. Non si sono informati su come funzionava il torneo. Evidentemente. Vabbè. Vediamo se nel gruppo di Edo, nel C, c'era qualcuno che non è c'è spazio per interessato. i dilettanti. Cosa vuol dire? Via, atomica. La gente non c'è. Round Ah, no, one. non li Fight. fai giocare. Vediamo. Giù 2. Wow, il calcione. Quello non è UF4, è UF3 forse. Quindi UF4. Wow, TF2, across the map. No, secondo me cambiare con RPG è veramente un casino. Giù 2. Nani 2, wow. Le palle di Bruno Furia. Round Si two. fa l'arbore lì. Vabbè. Giusto così. Au. Golosissimo, non punisce. Au. No, non so che sei quella tra l'altro. Però è alto. Forse. No, non mi ricordo. Vabbè. Wow. La pazienza. Sta punendo benissimo Bruno Furia con quella mossa lenta come Gesù Bambino. Vabbè. Era di nuovo. Giù 2. Wow. Con CF1 droppa. Non ci è creduto neanche lui. Quello speciale che farà malissimo. E ha delle robe garantite sul rialzo. Infatti. Round three. Fight. Au. Wow. Più 4. Ai. Ai. Più 4. Dai in 2. Gomitatore. Giù 2. Poi siamo 4. Wow. Ci sono interbatti. Attenzione. Ginocchiatone. Wow. Bruno Furia schiva le prese saltando. Tutto allora. Vediamo. Wow. Le true mix up in non mix up. Fight. Comunque. Vediamo. DF1. 1. Presa la schiva. Running 2. What attack. UF3. Scusate, UF4 non punisce. UF4. Wow. Entra prima il DB3 mi sa, quello lì. Io che torna bam bam. Full palatona, metà vita. Bruno Furia a un passo da portare a casa la vittoria. F1. Attenzione. Giù 2. Giù 2 di nuovo. Morto malissimo. Gentile You così. win. Bruno Furia ha vinto Forse è 2-0. esagerato. Mi sa che Bruno Furia passa primo nel girone. Con questo dono. Passa primo nel girone? Credo di sì. Quante hai perso? 3 vinte. Chi lo chiede sfidare? Zio Edo? No, vabbè. Numerali. Se Bruno Furia passa primo nei gironi o comunque a livelli alti, o comunque se passa solo i gironi, arriva a quarto minimo. Come informazione ve la dico, quindi non so come dirvelo. Bruno Furia potrebbe già dogli. Wow, sto mixando bene come un rapper. Comunque, non so chi ti vende in streaming. I bei motivi di una volta. Lionat Zio Edo in streaming. Zio Edo sta sventiando male. Zio Edo, se mi senti, torna dentro, please. Vai anche a prendere Zio Edo. A meno che non mi fai andare dentro, magari sta finendo. Oh. Leonardo sinistra? Non so, era uno scherzo. Ragazzi, speriamo quanto è lo streaming. Robby?
Fai 2-2, raga. Attenzione. Dopo il streaming. Dopo fai streaming, mi sa. Contro Leonardo. Punisci con 1-2. Punisci almeno con 1-2. On block. 1-2. Cos'hai da 10? Allora fai quello. Cosa? Sì, vabbè, sarà meno, però sì. Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7. Giacconi! Giacconi! Giacconi, non so dove sia. Disperso. Va bene così. Logan! Logan! Vabbè, io mi sacrifico se serve entrare, tanto sono pagati 2 posti gratis evidentemente. Vabbè. Vabbè. Le offerte gratis. Bruno Furia. Si sono tutti dispersi fuori. Tutti dispersi fuori. Yami, trovami, vai fuori, trovami Bruno Furia. Akuma. Madonnina. In tutto questo non sono riuscito ancora a mettere i nomi. Get ready for the next battle. Ah, sì. Attenzione, una cosa che non si vede tutti i giorni. Mirror Akuma. Vediamo. Round 1. Fight. Un attimo. Oh, modalità torneo. Sono inserite evidentemente. Mi chiedo chi stia chi. Perché spero siano giusti i nomi. Ma dallo stile di gioco probabilmente capiremo chi è chi. Aia. Penso che Robby sia quello vestito di verde. E quello di arancione è Druega. Stranamente sono molto simili anche come sono vestiti davvero loro. Vediamo. Au. Wow. Immagino il kick con quello schifo. La combo Corea. Non arriva al muro purtroppo. Wow. Shoryuken dorato. Non so quali fare seguire. Oh, sbaglia con Shoryuken. Attenzione. Andiamo flip. Non è possibile. E invece è possibile. Le palle di Druega. Parlo degli occhi ovviamente. Grossissime. Round 3. Il coraggio. Wow. Robby con il power crash. Va malissimo. Droppa perde una barra. Ora no. Ed è morto così mi sa. Giusto così. Round 4. Fight. Wow, 4-3. Che non potevano convertere assolutamente. Wow. No. Droppa. Shoryuken. Sono in 3. 4-3. Ah, finisce così mi sa. Fare 2-1-0. Ha fatto veramente una bella giocata qua. Round 1. Mirror. Fight. 4-3. Porta al muro. 2-4. What a block. Robby vede un basso. Vuol dire che oggi è in giornata.
Vabbè. Di coraggio. Gli sbatte in faccia a se stesso. Round 2. Giusto così. Fight. Vabbè. Qui avresti tutto circo, non è più una partita. Che danni quelli belli. Comunque ha tolto poco. Vabbè. Qui ci sono delle droghe di mezzo probabilmente. Vabbè. I mirror quelli belli. What the sidestep. Sbaglia Draga. Giù 4. Wow. Wow, teletrasporto. E di nuovo. Gli si sbatte davanti. Round Quei 3. due lordi storpisciando addosso, dai risate. Wow. Queste due. Di nuovo. Ha sbagliato, per scompare e vincere forse. Sono quelle due barre. Mi vuole lontano. E qui mi sa che ci lascia. What a block! Morto. 2-0. You win. Clever Simo. Clever Simo. Dai, ma perché vi allontanate, madonna? Andre, trovami Clever Simo. So che da giovane giocare lui. Clever Simo ha già giocato contro... Ah, ok. Perché la gente si allontana, madonna? Almeno a portata di microfono, che palpebre. Salutiamo comunque Logan e tutti gli altri. Le battaglie quelle perse a tavolino. Vabbè. Ok. Attenzione. In stream mi stanno dando dei vecchi monelli. Snake Riser. Vediamo un po'. Clever Simo finalmente è tornato. Madonnina. Cosmos. Cosmos è là, eh. Nel frattempo ci sono persone che mi mandano messaggi di Welcome to subliminali. the King of Iron Fist Tournament 7. Razer col ciuffetto alla Superman. Giusto così. Il torneo penso finirà un po' prima perché manca... hanno pagato un sacco di gente. Cioè si è iscritto e se n'è andato dopo la prima partita. Quindi vabbè. Non capisco come sia andato. Vediamo un po'. Mirror Match Jin? Non credo. Consiglio tutta la vita. Katarina. Jin Kazama. Ryder ovviamente si mette Jin. Snake ovviamente penso si metterà a Katarina. Katarina Vediamo Alves. se l'ignoranza batterà la skill. Ancora una volta. Cioè, succede quasi sempre. Get ready for the next battle. Vediamo un po'. Peccato che non funziona challenge. Questa cosa mi dà un fastidio che non avete idea. Vabbè, io vediamo un po' un po'. Vediamo, ovviamente
È un po', come dire, svantaggiato Snake, Round perché one. Ryder ha dato veramente prova di essere veramente alto come skill. Lo spacing di Snake, non me l'aspetto. Vediamo un po'. Vediamo. Vabbè. Spazzo da cancro, sbaglia. Può punire. Spazzatona. Vabbè. Vabbè. La combo. La combo. Golo di attenzione. Le punizioni. Hop kick. Ottimo sidestep. KO. Questo è un Round pre-push. 2. Vabbè. Fight. Comunque 1-0 per Snake, che sbaglia. No, vedete te lo. Ovviamente io tipo l'underdog. Au. Wow, il coraggio. Madò, dove è entrato il low kick? Non lo sapevo che cacciava gli altri low kick. Vabbè, vedi. Attenzione. Ok, bravissimo block. Ottimo block. Non credo che basterà. Resetta! No, forse ha tirato. Wow! Finanza domina 1-0. Super goloso, super goloso. Questo è 4. Dove è entrato? Non mi sembrava, vabbè, forse non era quello. Devi 4. Patatona, ma era molto telefonata. Attenzione, TF1 qua. Giù 4. Questo è 4. No, no, quello schifo no. Morto, madò. I dannini, quelli gentili. Round 4. Fight. Aia. Quello è il DB3 di Jin. Aia. Metavita serva così. Vabbè. Sì, vabbè. Riser. La faccia di Snake è impagabile. Vabbè. Meno Hopki che meno spazzata. Wow. To the King of Iron Fist, Vabbè, è un po' Jin tempo. Kazama. Mirror match. Jin Kazama. Oggi è campionato mirror match. Vediamo un Get po'. ready for Comunque the facciamo la next carrellata dei gironi. Allora, il D è salvo. Quindi Snake comunque passa. Non so chi viene buttato fuori nel girone C, ma probabilmente Zio Edo, credo. Fair 2A, Clever Simo, Putana 2A, Soju. Soju se n'è andato. E anche Logan se n'è andato. Quindi passiamo agli altri. Round 1. Non so del gruppo C chi se ne andrà. Fight. Attenzione. Lui qua. Back 2-1. Vediamo se riesce a convertire. Ci riesce. Wow. Forse riesce anche a portare al muro. No, non ci arriva. What the block. What the Perry, ma non Perry a distanza. Perry contro il Perry. Wow, bello, delayed. Mi è piaciuto. Round 2. Onesto. Wow, non pulisce. Wow. Meno 14. Questo 2-1. Attenzione. Wow. Questo 2-1. Il coraggio. Minchia. Il muro è lì. Attenzione. 1 più 2 per la deviare del muro. Goloso. Uno kick troppo goloso. Elettrico 1. Non entra il secondo. Elettrico 1. Back 2-1. DB4. Troppo goloso. Troppo goloso. Non sei su. Non sei Ryzen. No. Morto. KO. Da 14 Andre. Round 3. Fight. Wow. Deve crederci di più con l'off kick sopra il Perry. Au. L'elettrico. Nel mento. Lo fa svenire. Troppo la combo. Wow. 1 più 2. Back 2-1. DB4. No, non è DB4 quello. US4. No. UF4. Bravo. Eroe. Back 2-1. Vabbè. Perry su Perry. L'ignoranza domina. US4 reset morto. Non si rompe il muro. KO. Però era così. Però ho giocato stranamente bene Snake. Non me l'aspettavo. Peccato. Io non so chi deve andare adesso in streaming. Leonard Zio Edo penso. Leonard? Ah, ok.
Oh, mi è piaciuto. Però potevi tenere Katarina e non fare più spazzate off kick. Vabbè. Adesso io non so che deve andare in streaming. Oh, due se ne sono andati. Ma proprio dalla prima partita. Questi due se ne sono andati alla prima partita. Logan, Sojo e... poi sono andati. Manca un tipo. Anche Logan. Logan non c'è più, non c'è più in giro. C'è manca un tipo. Giacconi pure. Giacconi random. Logan, Giacconi. No, già. Quello lì è... Ah, mi sa di sì. Sauzer c'è. Sauzer... No, ma sai se l'ho visto per tranquillo. Ah, mi sa di sì, non lo so. Sicora dov'è? Tu hai già giocato con tutti? 4 hai vinto. Ma ha battuto Bruno Furia. Hai giocato con Bruno Furia. Hai giocato con Bruno Furia. Hai vinto. Ah, quindi ne hai vinto 3. Ne hai vinto 3. No, ok. Aspetta, hai perso 2 quindi. Quante ne hai vinte? Una. Ok. Ah, e con Zioedo? Hai perso contro di lui. Contro Cosmos. Hai vinto? Ah, ok. Lol. Edo le ha perse con tutti, vero? Tu hai vinto contro Edo? Contro Edo hai vinto? Io Edo. Ok. Tu hai vinto 2-0. Contro Zio Edo? Tu hai perso. Bisogna vedere i punteggi. Trovatemi al secco, ragazze. Coif, comunque ne manca uno, Ne manca uno. Siete in 15. Giacconi. Giacconi. Giacconi! Se serve... No, non ha proprio senso. No. Soju è sparito. No, forse Soju. Gioca. Contro Robby. Anche Rider 3 di 2-0 per Rider. Sempre più forte. Solo che gli lascio vincere. Ah, ecco. Coif è passato primo. Solo che io me lo sto guadagnando. Coif è passato primo. Oh, mi scusi. Tu ne vinta solo una, vero? Bisogna vedere i punteggi. Perché se anche altri due hanno vinta solo una.
Vediamo. Dai. Connessione di me. Non so chi manca. Io non so che deve andare in streaming. Ah, Robby doveva andare in streaming. Pistole. Vabbè. Non so chi manca. Andate. Andate in streaming. No, allora giocatela. Vabbè. Ultima chiamata per Logan. Oh, Kofi, dimmi tu. Mi affido a te. Se manca il 15esimo, il 16esimo. Perché Giacconi e Logan sono spariti. Quindi il girone A passa in 3. Allora si prende uno dal girone di Gioelo che è molto difficile. Sono passati. Per correttezza, anche perché poi si vede che dovrebbe essere passati. Perché Leonard ha perso con il Gioelo, però ha vinto con Cosmo. Quindi hanno tutte e due una vittoria. Come hanno cominciato. Vediamo, ok. Fate passare Zio Edo. Sì, mi è piaciuta questa. Tante cose. Vabbè. Vediamo. Si può fare una... Logan e Giaccone sono dispersi. Però si credeva dalla regia se si faceva passare uno di un girone per andare a infilarla in uno di questi. Visto perché c'è uno spareggio. Allonger non lo perde. Allonger non lo perde. Quindi voglia di fare di qua. Oggi non ci sono carichi. Sì, metti il buy però gioca Zio Edo, no? O lo metti come buy proprio? Lo metti come buy proprio? Nella top 16? Oppure metti il nome buy però gioca comunque Zio Edo? No, c'è lo spareggio, non so cosa dice Sallonge. Cioè qui ci sono 2 buy e qui ci sono 5 tizi. Vabbè. Stiamo lavorando per te. Comunque. Dio del Lion. Dio Edo contro Lion. Ah, ok. Ah, ok. Nel caso. Che è chi ne mette 2? Passi perché hai battuto quello a pari punti con te. Hai battuto tu. Guarda, guarda. No, lui voleva. Io volevo fare Murigare. Lui voleva fare il Morigo. Onesto. La sua proposta non era. Nel senso che qui siete in 5. Qui siete in 5. Qui siete in 5. Ok? Mentre da questo giro. Adesso vi butteremo Gettoni e Leva. Quindi qui sono in 3 e qui siete in 5. Smontare il tennis. Io propongo un'altra cosa, visto che comunque siete in 15. Giacconi è il mio nuovo nome. È il mio io sono Giaccone. Cioè entri tu.
Roma, uso King. Vabbè. Ah. Oh no, mica sono minchia, no? Cazzo. Oh, come vuoi comunque, perché altrimenti siete in 15 nella top 16, Comunque sì, quella fammi sapere, perché perché siete in 15. Ah, ok. Per farmi vedere ragazze. Ci vediamo in top 8, in top 16.